Buongiorno, continuano i lavori di ripristino del terminal traghetti del porto di Vado Ligure e attualmente è in corso una delle lavorazioni chiave, cioè il consolidamento del fondale marino attraverso un trattamento colonnare. Il consolidamento viene realizzato attraverso il macchinario LM Spalle installato sulla gru, che è composto dalla punta vibrante, dalle prolunghe e dalla tramoggia in cima. La punta vibrante viene immersa in acqua ed una volta arrivata ai meno 12 metri quota del fondale inizia la sua discesa attraverso vibrazioni fino alla quota di meno 26. Arrivata alla quota di meno 26, la punta vibrante inizia la sua risalita, allargando il terreno circostante con dei getti d'aria ad alta pressione. Contemporaneamente, durante la risalita del vibro, dalla punta fuoriesce la ghiaia che è stata caricata precedentemente nella tramoggia e così viene realizzata la colonna del diametro di 800 mm e lunghezza 14 metri. Una volta terminato l'intervento di consolidamento si procederà alla creazione del nuovo fronte di banchina, che verrà spostato di circa 3,5 metri verso mare, aumentando così la superficie utile del terminal traghetti di Vado Ligure.